La tua radio. Va ora in onda Potere al Popolo. Tutti a cantare le canzoncine di Natale. Il nostro regista canterino come non mai. Anche voi a casa, buongiorno. Buon mattino da Semivarino, come state? Spero tutto bene. Noi qui benissimo, direi. L'atmosfera l'abbiamo. I vostri cadeau stanno arrivando. Siete sempre gentilissimi. Grazie a quelli che semplicemente non vogliono che facciamo la fine della stampa e quindi vanno sul sito radiolibertà.net e cliccano Dona ora e danno quei 5 euro alla redazione di Radio Libertà per dire ci siamo e vi apprezziamo, oppure in posta con il conto corrente postale 37671294. Grazie a chi ci ama e anche a chi ci odia, ma capisce che siamo importanti come controinformazione. Grazie. Oh, chiaramente sta arrivando anche qualche panettoncino e la cosa ci rende ancora più felici. Il Corriere della Sera apre con Sci, la prima discesa a St. Moritz, super buoni in testa con un secondo di vantaggio. Sofia Goggia è terza. Subito sotto l'aggiornamento sull'Ucraina. Zelensky: Trump mi chiede di cedere, dai territori agli appetiti USA, ecco i punti, e Mosca che dichiara potremmo non apprezzare il piano rivisto. Dall'altra parte il russo Lukianov, voce dell'ultranazionalismo, che dichiara se la guerra si ferma ci ritroveremo da soli. Molti commentatori a Mosca ribadiscono che gli obiettivi russi si raggiungono con la forza militare e che la pace non è utile. E ancora Kaja Kallas, oggi intervistata sul Corriere: resisteremo più di Putin sull'esercito e sul budget militare, Mosca dovrà fare rinunce. Ricordiamo che oggi siamo in sciopero. Tutti, chi non è in sciopero per un motivo o per l'altro, tutti in sciopero? No, noi siamo in diretta, ma oggi è sciopero generale, dai trasporti alle scuole, i settori coinvolti, servizi garantiti, ma i miei figli mi hanno già chiamato: papà, mi vieni a prendere? Mi dispiace, sono qui in radio, come faccio? In qualche modo tornerete a casa, certo. Cos'altro? I vostri tantissimi WhatsApp al 340 6709 659 che tra poco leggeremo. Arriva il Qui Parlamento tra pochi istanti, ma subito dopo ancora peggio del Qui Parlamento, ragazzi, perché questa ce la censurano ogni settimana. Arriverà Chiara Soldani con la sua cronaca Maranza. Alle 11.30 finalmente un po' di relax. Sono già entrati in studio i fisarmonicisti. Arrivano a farvi musica natalizia e non solo, il duo Mazzola, padre e figlio, che suonano la fisarmonica in giro per mercatini, fuori dalla chiesa, ma anche dentro, ovunque, per regalarci le belle atmosfere natalizie. I duo Mazzola in diretta alle 13, alle 11, alle 12, quando? Alle 11.30, qui su Radio Libertà. Subito però il Qui Parlamento con Roberto Marti. Qui Parlamento. Prego. Grazie Presidente, colleghi, Ministro. Questo disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica interviene in modo sostanziale e responsabile sulle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. Questo provvedimento non è il frutto di un lavoro frettoloso e unilaterale, al contrario è il risultato di un percorso serio, approfondito, aperto e al confronto. La Commissione che ho l'onore di presiedere ha svolto un ciclo di audizioni informali che ha consentito di ascoltare il mondo universitario, le associazioni di settore, le istituzioni coinvolte, raccogliendo dei contributi molto concreti e qualificati. Durante la fase emendativa abbiamo convocato un comitato ristretto in cui si è lavorato con spirito costruttivo e con una reale volontà di collaborazione, e qui
si è realizzata una sintesi politica autentica. Maggioranza e opposizione hanno condiviso un metodo e in più punti anche delle soluzioni di merito. Questo ha consentito di migliorare il testo originario del governo. Questo rendendo sia questo testo più equilibrato che più trasparente e più vicino anche alle reali esigenze del sistema universitario. Le modifiche introdotte in Commissione riguardano aspetti centrali: una nuova disciplina più rigorosa e trasparente per la formazione delle commissioni giudicatrici, il rafforzamento del principio del sorteggio, l'introduzione dei criteri chiari di esclusione, il rispetto dell'equilibrio di genere, la valorizzazione dei principi di imparzialità, trasparenza e di rotazione. Abbiamo rafforzato il ruolo della didattica, rendendo obbligatoria la prova didattica nei concorsi e riconosciuto il valore delle esperienze di insegnamento in Italia e all'estero. È stata condivisa anche la scelta di superare l'attuale sistema dell'abilitazione scientifica nazionale, introducendo un nuovo modello nazionale fondato su requisiti oggettivi e verificabili di produttività e di qualificazione scientifica, con il coinvolgimento sia dell'ANVUR sia del Consiglio Universitario Nazionale. Abbiamo responsabilizzato maggiormente gli atenei, consentendo una profilazione più coerente dei concorsi rispetto ai piani strategici e alle esigenze didattiche, rafforzando al tempo stesso i meccanismi di valutazione e di premialità attraverso il fondo di finanziamento ordinario. Anche qui la Commissione ha migliorato il testo, introducendo una tempistica più realistica per la valutazione dopo il primo triennio di attività. Particolare attenzione inoltre è stata riservata alla mobilità interateneo e internazionale, reintroducendo gli strumenti che negli anni erano venuti meno, definendo regole sostenibili dal punto di vista finanziario. Si tratta di una scelta di sistema che mira a rendere il nostro sistema universitario molto più dinamico, aperto e competitivo. Anche il regime transitorio è stato oggetto di un attento lavoro di affinamento per garantire continuità, certezze giuridiche e tutela dei diritti di chi ha già inserito nei percorsi di reclutamento senza creare vuoti normativi e neanche penalizzazioni. Questo disegno di legge dimostra che il Parlamento, quando lavora con serietà, rispetto reciproco e spirito istituzionale, è in grado di migliorare i testi del governo e di offrire al Paese riforme equilibrate e condivise. La 7ª Commissione ha svolto pienamente il proprio ruolo, non solo di esame, ma di vera e propria costruzione di un testo più giusto, trasparente e più moderno. Per queste ragioni e con la consapevolezza del valore del lavoro svolto collegialmente in Commissione, la Lega esprime convintamente il proprio voto favorevole all'approvazione del provvedimento. Grazie. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about those presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. I won't ask for much this Christmas. I won't even wish for snow. I'm just gonna keep on waiting underneath the mistletoe. There's no sense in hanging stocking there upon the fireplace. Santa Claus won't make me happy with a toy on a Christmas day. I just want you here tonight, holding on to me so tight. Boy, what can I do? Baby, all I want for Christmas is you. And all the lights are shining so brightly everywhere, and the sound of children's laughter fills the air, and everyone is singing. I can hear those sleigh bells ringing. Santa, when you bring me the one I really
Christmas, this is all I'm asking for. I just wanna see my baby standing right outside my door. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Beh, mancava la sua versione, lo sapete, sì, in queste settimane magari mandiamo anche la versione famosa, famosissima, noi con i pezzi di Natale ci sguazziamo dai tempi, da quando ci chiamavamo Radio Padania Libera, e anche in lingua, anche in dialetto li abbiamo mandati, quindi problemi proprio non ce ne sono. Chiaro che, essendo la nostra una radio ancora libera, ci piace stare sugli artisti indipendenti, e quindi come non potevo tirare fuori una versione che magari non conoscete di questo pezzo ormai celeberrimo, che ha fatto la storia di Mariah Carey se volete. All I Want for Christmas is You nella versione di Giulia Falcone, ok? Bravissima, adesso c'ha 18-19 anni, ma noi la seguiamo da quando era minorenne, assolutamente sconosciuta, ma sui social Giulia Falcone fa faville, canta benissimo e ancora non è esplosa. Italo-francese, cercatela e ne saprete davvero delle belle. Intanto però sono le 11:17. Alle 11:30 arrivano le fisarmoniche del duo Mazzola, quindi preparatevi a un'atmosfera natalizia come non mai, ma è meglio che vi prepariate, soprattutto voi che ci seguite dai social, Facebook, su YouTube, eccetera, perché tra poco non ci sentirete, non ci vedrete più. È così, signori, ogni volta che al venerdì intorno alle 11:10 arriva lei, e chissà perché ci bloccano. Grazie per essere con noi, perché ce ne fregiamo, ce ne anche freghiamo di questa cosa. Chiara Soldani, buongiorno. Ciao Sammy, grazie a te. Sì, insomma, è l'appuntamento della quasi certa censura questo, giusto? Mi pare di capire. Ma ma cosa dici mai? No. D'altronde la tua è una cronaca maranza. It's almost Ta'arrush Gamea time. Ci siamo quasi, signori, alla fine dell'anno a Milano arriverà un altro Ta'arrush Gamea, speriamo di no, ma il fatto che anche quest'anno non ci sia nessuna festa, la festa ce la faranno loro, e più ne arrestiamo più ne arrivano. Milano è l'epicentro ormai di un terremoto che sta sconquassando il paese, titolava Libero l'altro giorno, e parliamo naturalmente di immigrati irregolari e soprattutto di Maranza. Ma la Chiara Soldani è famosa anche per le cronache Novax, speciale danni collaterali, ed è quello che fa infuriare certi social, per l'appunto. Chiara Soldani, mi zittisco, vediamo da dove parti. Grazie Sammy, come sempre un excursus perfetto da parte tua, insomma mi offri degli assist che chiaramente ci portano anche ad agganciarci a quelle che sono le notizie dell'ultima settimana. Insomma, il nostro consueto riepilogo del venerdì è sempre pregno purtroppo di cronaca, in questo caso nazionale. In questo caso torniamo chiaramente a parlare di Milano e anche di Roma, perché sappiamo insomma essere chiaramente le due città che vanno a concentrare il maggior numero di reati, di reale paura, non percepita ma basata su dati, fatti e numeri che, come ricordiamo sempre, lo ricordiamo anche oggi, non hanno alcun tipo di orientamento politico, quindi mi pare che siano assolutamente super partes e da considerare in maniera assolutamente molto obiettiva, cosa che purtroppo a livello politico viene fatto poco, perché chiaramente insomma lo sappiamo, adesso la sinistra si prodiga a parlare di sicurezza, quando non mi pare che il tema sicurezza sia stato mai a cuore della sinistra, soprattutto quando era al governo. Aperta e chiusa parentesi, ovviamente parleremo anche dei danni da vaccini, le testimonianze reali di coloro che vengono completamente ignorati, addirittura beffeggiati da tutti coloro che hanno foraggiato, ovviamente sostenuto la causa dei vaccini. Ricordavamo
qualche settimana fa Burioni, appunto, che bullizzava persino sui social una ragazza vittima anche lei dei vaccini anti-Covid, ma andando per ordine iniziamo a parlare del rapporto Censis, che ci restituisce come sempre una fotografia totalmente reale, comprensibile, che viviamo e ovviamente condividiamo tutti quanti noi che viviamo la realtà milanese sul fronte appunto sicurezza. Cosa succede? Violenze sessuali a Milano. Purtroppo ne parliamo ogni settimana, ma arrivano appunto a sostegno anche dati, numeri, percentuali e quant'altro. Milano è la città più insicura e violenta secondo i dati Censis. C'è stato un aumento del 70% addirittura di violenze a sfondo sessuale rispetto al 2019, quindi insomma questi sono chiaramente dei record molto preoccupanti e molto poco onorevoli per quanto riguarda il capoluogo lombardo. Il 59esimo rapporto del Censis ci parla addirittura di 226.860 reati commessi nel solo 2024, quindi nell'arco di un anno soltanto sono stati compiuti e commessi così tanti reati e insomma chiaramente noi lo sappiamo bene, nulla di nuovo visto che ne parliamo ogni settimana. Le violenze sessuali sono notevolmente aumentate e chiaramente vanno a parlarci tantissimo anche del problema appunto dell'immigrazione incontrollata e di tutti questi personaggi energumeni che in realtà avevamo già ampiamente accolto anche anni addietro e che continuano a delinquere e che sostanzialmente insomma fanno esattamente quello che vogliono perché hanno questo senso di impunità totale. E poi nel momento in cui non hanno documenti, sono sprovvisti appunto di documenti di identificazione e quant'altro, sono sostanzialmente un po' dei fantasmi, ecco, che ne fanno di tutti i colori banalmente parlando, ma che poi difficilmente vengono anche rintracciati e giustamente puniti. Moltissimi sono i giovani, soprattutto le ragazze ovviamente, che rinunciano ad uscire la sera a Milano proprio per paura di essere aggrediti, insomma, e aggredite. Giustamente Sam mi ricordavi anche gli episodi gravissimi dello scorso Capodanno, quindi chiaramente una città che prima, anche durante le feste natalizie, organizzava eventi, insomma, e dava ampio sfoggio, diciamo, della propria bellezza, del proprio fascino. Adesso Milano è sempre più sottomessa perché chiaramente rinunciare anche alla celebrazione del Capodanno in piazza per quello che è accaduto l'anno scorso, per tutti i pericoli e rischi che ovviamente vengono amplificati nel contesto di questi eventi pubblici, insomma mi sembra assolutamente un dato non così insignificante. Significa davvero avere paura e quindi sostanzialmente abdicare appunto al nemico, cosa veramente pessima sotto ogni punto di vista. Sempre tornando al 59esimo rapporto appunto Censis, cosa ci dice? Che il 63%, visto che si parla molto spesso di remigrazione, insomma ci sono diverse manifestazioni in tutta Italia che vengono ampiamente boicottate ma che comunque raccolgono un numero cospicuo di partecipanti e manifestanti, dicevo il 63% degli italiani vuole una riduzione, con una rivoluzione anche di blocco per quanto riguarda i flussi migratori. E tanto per parlare di record poco onorevoli, parliamo anche del record furti sempre nella sola città di Milano. E questa insomma un po' la rappresentazione plastica, come dicono quelli bravi, di una città che purtroppo insomma risulta essere sempre meno vivibile. Rimaniamo in tema milanese. Rimaniamo in tema arresti. Giustamente come ricevi, le nostre cronache Maranza Semmi ci portano a parlare della stretta anti-Maranza, fortemente voluta dalla Lega. Già 800 gli arresti da inizio anno, 7 su 10 sono nordafricani. E anche in questo caso non è razzismo, è semplicemente cronaca e sono semplicemente numeri. Scrivevo anch'io appunto in quanto riportato in un virgolettato di Libero, che diceva: Milano è diventato l'epicentro di un terremoto che sta sconquassando il paese. Persino più di Roma, insomma, purtroppo il record appunto anche per quanto riguarda gli arresti e quindi tutti questi personaggi che delinquono è detenuto appunto da Milano stessa. I giovani anche sono allo sbando, parliamo sempre di queste baby gang, parliamo di ragazze anche giovanissime che sono completamente vittime
di droghe, che vivono in condizioni di sbando assoluto, totale mancanza di valori, di sana educazione, e poi c'è anche il fenomeno degli accoltellamenti, che purtroppo è molto molto frequente. Insomma, ci sono molto spesso appunto nei pronto soccorso dei ragazzi che appunto manifestano queste problematiche, che sono stati accoltellati, feriti appunto da fendente e quant'altro. Quindi c'è anche proprio nello specifico, ne abbiamo parlato qualche settimana fa, questa problematica legata appunto ai giovani e ai coltelli che maneggiano con una leggerezza veramente impressionante. Invece adesso andiamo a Roma, spostiamoci a Roma, quindi lasciamo un po' in pace Milano, che già ci ha fatto tribolare abbastanza e arrabbiare a sufficienza in questa mattinata insieme. Episodio gravissimo anche a Roma. Cosa è successo domenica scorsa? 3 gambiani hanno stuprato una ragazza, una ventenne, all'uscita della metro B1 a Ionio, fuori dalla stazione, quindi poco fuori dall'uscita appunto della metropolitana. A mezzanotte la ragazza viene immobilizzata da 2 di questi uomini e stuprata appunto da uno di essi, quindi uno di questo mini branco, ecco. Per intenderci, la ragazza stava tornando a casa da lavoro, quindi colpevole appunto di ritirarsi a casa dopo il suo turno di lavoro, e insomma questo diciamo che è anche un copione abbastanza frequente. Lo ricordavamo anche per quanto ha riguardato appunto l'episodio di Gallarate gravissimo dello stupro alla signora cinquantenne. La ragazza è stata poi portata all'ospedale Pertini, ovviamente di Roma, dove ha denunciato e dove ha fornito comunque alle autorità competenti un identikit molto preciso dei suoi aggressori. Quindi veramente le grandi città, ma non soltanto, sono particolarmente insidiose, soprattutto per noi donne, quindi davvero è un limite enorme, una privazione di libertà davvero non indifferente. Chiudiamo nella speranza che appunto questo momento non venga censurato e silenziato dai nostri amati social. Letizia Martini, invalida post Pfizer, ragazza giovanissima che ha 18 anni appunto, quindi proprio nel periodo diciamo dei vaccini Covid si è sottoposta alle somministrazioni Pfizer, ha iniziato fin subito, quindi poco dopo la prima somministrazione del vaccino, ad avvertire dei sintomi particolarmente fastidiosi e ha sviluppato una malattia neurologica che le impedisce di camminare. Ricordiamo una ragazza sanissima che non aveva nessun tipo di problema di salute. Ritorniamo nell'agosto 2021, a 10 giorni dalla seconda somministrazione Pfizer. La ragazza inizia ad avere veramente problematiche molto molto serie, fino a sviluppare purtroppo un'invalidità oggi dell'80%, una malattia neurologica di natura autoimmune che implica una rigidità muscolare, tachicardia, nebbia cognitiva con vertigini e ovviamente Letizia dice la prima diagnosi è stata già devastante, ma oggi, con la consapevolezza che non tornerò più a camminare e a vivere una vita normale come facevo prima, mi sento veramente abbandonata, e giustamente dice tutto questo è assolutamente disumano. Noi Semi cerchiamo di dare voce soprattutto a coloro che purtroppo vengono costantemente silenziati in nome della libertà e anche un po' del coraggio di dire tutto quello che a tante persone dà molto molto fastidio. E naturalmente il coraggio è anche di ammettere, sì, forse ci siamo sbagliati. 11:28, sì, siamo ritornati in onda sui social, e chi lo sa, perché quando ci bloccano poi ci bloccano tutta la trasmissione, ma va bene così. D'altronde la cronaca Novax speciale danni collaterali la facciamo solo noi, la fa solo Chiara Soldani, e nessun altro quotidiano parla anche di queste morti strane che avvengono, solo qualche quotidiano locale e a volte La Verità. Chiara, non posso che ringraziarti naturalmente per la tua presenza. La Chiara Soldani la potete leggere sul sito leggifuoco.it, richiedetelo anche in versione cartacea, si chiama Fuoco. Noi ci risentiamo la prossima settimana, ok? Grazie sempre a te Sammy, un abbraccio e un saluto come sempre a tutti, grazie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea
Alberto Acerbis. Cari amici, care amiche, cari tutti di Radio Libertà. La Leti, sono Alberto Acerbi e sto ogni volta a presentarmi perché sennò non finisce più, non è neanche giusto, mi conoscete. La Leti, la nostra confezione di Natale, che poi si chiama Letizia, però in confidenza la chiamiamo la Leti. La Leti è straordinaria. Quando uno la apre, la Letizia, la prima cosa che vede non è lo zampone, così si chiama, le lenticchie, le caramelle, no. La prima cosa che si vede nell'aprire Letizia è una poesia in pergamena che parla dell'amicizia. Sentimento nobile. Quindi cosa succede? Vi ricordate quando eravate più piccolini? Spero che succeda ancora, lo spero vivamente che succeda ancora. Prendi il più piccolino della compagnia Natale, mettilo sul tavolo, leggi la poesia e lì uno dice: cavolo, chi ha avuto quest'idea? Perché un diamante, se non ha dentro il cuore, se non c'ha la poesia, è un pezzo di vetro. È meglio un fiore di campo dato col cuore. Letizia nasce così. Poi trovate l'olio Acerbis, qua imbottigliamo sul lago di Garda, che non si trova nei supermercati, una delizia, una cosa pazzesca. Poi trovate le 3 specialità gastronomiche, poi trovate il pandorato da 1 chilo, lievito madre, 48 ore di lievitazione incartato a mano, bellissimo. Non vi dico il resto perché è una sorpresa. E poi c'è le 3 specialità gastronomiche, insomma, 59 euro, chiamate 030 68 44 08 oppure olioacerbis.com. La Leti vi aspetta. Ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. Lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Doesn't care if it's 10 below. He's sitting by the fire's cozy glow. He don't care about the cold and the winds that blow. He just says, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow. Ooh-wee goes the star. Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low. He just says, let it snow, let it snow. The weather outside is frightful, but that fire is delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought lots of corn for popping. The lights are way down low, so let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally say goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll only hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. Long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Sì, dai, che sta iniziando a nevicare. Sta iniziando a nevicare, vedo, nevica su Milano, signori. Eh sì, è arrivata la neve. Buon Natale da Sammy Varin. Sta nevicando in gran parte d'Italia, signori, città sommerse dalla neve, perché sono arrivati in studio quelli
che ogni anno trovate poi negli eventi più belli del Natale e di cui tra poco parleremo, ma adesso tutti zitti. In studio il duo Mazzola! Duo Mazzola, puntuali quando si avvicina al Natale, ci vengono a trovare nei nostri studi di Milano Fabrizio e Daniel Mazzola. Come stiamo? Ma andiamo abbastanza bene, è un po' di tempo adesso che siamo sulla cresta, quindi i capelli cominciano un po' a imbiancare oltre la neve. Ma almeno ce li hai i capelli, e quanti ragazzi? Chi ci guarda in radiovisione, andate su Facebook, su YouTube, sul sito radiolibertà.net, scaricate la nostra app, qui c'è musica ma c'è anche da vedere. Fabrizio è il papà, Daniel è il figlio. L'allievo che supera il maestro. Daniel, sì, ormai tanti anni, è sempre bello tornare qua a Radio Libertà, quindi fa sempre piacere tornare qui e continuare il nostro percorso che è iniziato ormai, si può dire, 11 anni fa. 11 anni fa. Senti, ma spiegateci un attimo, per chi vi conosce, allora chi non vi conosce c'è un sito internet, è meglio che ci facciate un giro così scoprite delle cose incredibili, dove hanno suonato finora, dove non hanno suonato e vorrebbero suonare, cosa bisogna scrivere come sito internet? Allora, per il sito internet è www.duomazzolamusic, scritto music.com. Lì trovate tutto, nostre foto, video e un po' la nostra storia, come siamo nati e da dove nasce questa unione sulla musica, ecco. Allora, adesso intanto vado a sbirciare io, che ci sono delle foto che bisogna assolutamente vedere, perché questi li trovate adesso in tutte le feste, le sagre, nelle novene natalizie, fuori dalla chiesa, dentro la chiesa, ovunque li trovate. È chiaro che il duo Mazzola lo dovete anche chiamare. Cosa significa? Che il bello è che siete ancora in tempo, se li contattate magari hanno qualche data libera e quindi possono venire a suonare anche nel vostro comune, nella vostra città. Guarda che bella foto questa qua, stupenda ragazzi. Ci presentiamo così con i tabarri, con i cappelli, per fare tutte le cose natalizie. Cioè, capite che questi sono gli eroi. Il tabarro secondo me tiene anche caldo, ma il problema secondo me sono le dita con cui dovete suonare. È proprio vero, perché sotto il tabarro sinceramente si crea una capanna di caldo che anche se siamo sotto zero noi stiamo abbastanza bene, perché vedi che abbiamo solo la camicia e il gilet e stiamo abbastanza bene. Il problema sono proprio le dita, perché vedi che abbiamo i guantini senza le punte delle dita, ma le punte delle dita diventano di ghiaccio. Infatti il giorno più di trauma è proprio oggi, visto che stanotte arriva Santa Lucia. Noi abbiamo sempre quella tradizione al nostro paese, noi siamo di Cornale, di Pradalunga, che dove il patrono è Santa Lucia, quindi è proprio il paese di Santa Lucia. E noi camminiamo con la Santa Lucia nel paese. E proprio qui il freddo ci gela le dita, infatti io ho imparato a suonare con i guantini lunghi, senza tatto, a memoria. E qua ancora, perché siamo in postazioni, diciamo, fisse, ci spostiamo ma fissi, ma quando ti muovi è un trauma. Ragazzi, cioè, vedete i segreti anche di questi suonatori che con le fisarmoniche, con le cornamuse, ragazzi, dovete ricercare ancora queste emozioni. Ve lo chiedo per favore, perché se non lo facciamo adesso poi
sarà troppo tardi. Avete capito cosa sta facendo il partito islamico? Ormai non siete scemi, lo avete capito. Ne parliamo noi e pochi altri, però le nostre tradizioni, il presepio, quelle piccole cose che ci tramandiamo da centinaia e centinaia di anni, e c'è qualcuno che si vergogna, c'è qualcuno che dice sì, l'abbiamo inventato noi il presepio, ma bisogna rispettare gli altri. Siamo completamente impazziti. Questi sono gli esempi che dobbiamo portare avanti, questa è la nostra tradizione a cui dobbiamo rifarci. E allora, ricordiamo subito prima di tutto qualche data, perché io sono curioso, qualche data da ricordare. Abbiamo detto che c'è la Santa Lucia e quindi quando e dove suonate? Spiegate, che sono curioso io. Ma questa sera suoniamo proprio il nostro paese? Ok, Cornale, provincia di Bergamo, sì. Dalle 18:30 c'è la sfilata di Santa Lucia e il duo Mazzola è lì che vi tiene compagnia, ma poi io sto leggendo 14-12 mercatini ad Albino Bergamo a partire dalle 15. Esatto. Il centro ricreativo di Pradalunga dalle 15 il 18 dicembre, poi ancora il 20 strenne natalizie per le vie di Albino Bergamo dalle ore 15, il 21 dicembre mercatini a Bellusco in Brianza dalle 10 alle 12, la notte di Natale l'animazione e la messa nella Chiesa delle Grazie a Bergamo a partire dalla mezzanotte, poi le pastorelle notturne nella valle. Ragazzi, robe da portarci i vostri figli, non lasciateli attaccati al telefonino anche la notte di Natale, e che cavolo. L'animazione è messa anche a San Paolo d'Argon Bergamo alle ore 21 e qui capite anche la bravura di chi riesce a essere in un posto e anche nell'altro. No, aspetta, dunque alle 21 cioè, siete a San Paolo d'Argon e poi alla mezzanotte siete alla Chiesa delle Grazie, giusto? Sì, siamo a San Paolo d'Argon. Notare che poi c'è anche il pomeriggio del 24, sempre a San Ma Paolo lui non d'Argon. lo sa ancora, mi hanno contattato per la mattina, questo stamattina, quindi noi la mattina della vigilia siamo letteralmente da mattina a mattina, perché anche la notte appunto in Valle del Luio abbiamo questa tradizione che portiamo avanti non so, c'era in passato nei paesi che passava parte dalla banda o fisarmonica o cornomuse e suonavano le pastorelle natalizie e noi portiamo avanti questa tradizione, quindi dalla mattina alla mattina del Natale. Allora, lasciate socchiuse appena le finestre, perché con i vetri doppi che ci vetri sono non si oggi sente. non ci sentono. È stupenda questa cosa e chiaramente siamo in diretta 11:43, chi vuole parlare con noi può chiamare 0292947222 o inviare messaggi al 340 6709 659. Io volevo chiedergli com'è cominciato tutto questo, perché ormai abbiamo detto sono 15 anni e passa che siete insieme, padre e figlio. Immagino che avrai cominciato tu, Fabrizio, tanti anni fa e ti sei portato dietro subito il figlio, ma hai dovuto insegnargli anche al figlio. Com'è successo tutto ciò? Certo, io ho cominciato 55 anni fa, Ecco, quindi è un po' che sono sull'onda. Mio figlio nascendo in casa mia ha trovato di tutto e di più, quindi dagli organi ai pianoforti. Ogni Natale trovava in regalo uno strumento praticamente. No, ma tutte quelle che usavo io, gli organi, i pianoforti, fisarmoniche, sassofoni, chitarre. Quando Casa mia è un tutti, negozio. intendo tutti. Io Ecco. c'ho a casa trombe, clarinetti, violini. Sai, magari sul mucchio uno esce. Poi è stato invece affascinato da questo strumento. Lui ha fatto scuola di pianoforte, ha fatto conservatorio. Sì, ho iniziato a 5 maestro, anni in pratica con maestro pianoforte. di pianoforte, adesso conservatorio. Però lui si è affascinato col pianoforte, però lui si è affascinato da questo strumento, mi vedeva suonare in questa cassettina qua, che usciva un sacco di musica, e ho cominciato, dai papà, voglio imparare anch'io, gli ho regalato una piccola fisarmonichina, e adesso siamo qui.
E adesso è diventato lui il leader di questa mini band e che gira, non pensate soltanto d'inverno, è tutto l'anno praticamente, siete in tournée quando c'è qualcuno che vuole belle atmosfere anche per compleanni, matrimoni, eventi particolari dove ci vuole la tradizione. Una manciata di minuti con il duo Mazzola e cambia completamente l'atmosfera. Allora, diamo subito un contatto, poi adesso vi faccio suonare ancora, siete dal vivo, che cavolo, non vi sfrutto. Diamo un contatto per chi ci segue in diretta, sappiamo che c'è anche la buona politica, quella che crede ancora nei valori con la V maiuscola e che ci sta ascoltando. Siete ancora in tempo per prenotare il duo Mazzola in questi giorni di Natale, magari non per la notte di Natale perché ci vorrebbe non un duo ma un gruppo di 7-8 fisarmonicisti che girassero in tutti gli eventi, ma da qui alla Befana i giorni non mancano e quindi, visto che per fortuna ci sono tanti mercatini di Natale in giro per l'Italia, è bellissimo avere questa atmosfera che gira e che invoglia anche la gente o comunque a fare squadra, a stare insieme e anche a comprare un regalino, se non per Natale, per la Befana. Un sito internet, lo ripetiamo, ma anche un numero di telefono, quindi prendete, cercate una penna, il duo Mazzola sono vecchi amici di Radio Libertà e ancora ai tempi di Radio Padania Libera. E ricordiamo anche il capitano Matteo Salvini che su tanti palchi vi ha chiamato e magari gli facciamo anche la canzone che lo faceva impazzire qualche annetto fa, la Madonnina dai riccioli d'oro, ve la ricordate? Certo. Porco cane, io ve la ricordo al freddo e al gelo, ragazzi, sui palchi di tante feste della Bergamasca. Lui non se ne andava se il duo Mazzola non suonava Madonnina dai riccioli Esatto, d'oro. anche perché il nostro duo è nato ufficialmente, lui suonava già in giro e lo seguivo, ma il duo è nato ufficialmente nel dicembre 2014 alla Bergenfrecce, se tu ti ricordi bene, quando abbiamo fatto, appunto, sono cantato che è andato in Disibiglio la Madonnina C'ero dei Riccioli d'Oro anch'io, con Matteo. Che roba incredibile. Vai con un numero di telefono, dai. Allora, noi siamo disponibili per l'area soprattutto Lombardia e Svizzera italiana, che ci capita spesso di toccare, e ci potete trovare su 2 contatti al telefono 320 62 65 277, Daniel, che sono io, oppure via email a duomazzola@gmail.com, oppure seguite sul sito, lì trovate tutte le nostre informazioni, video, foto, sia natalizie sia anche estive, perché noi facciamo sì una parte adesso queste 2 o 3 settimane del Natale, ma abbiamo la nostra principale attività in estate tra ballo liscio, revival e fisarmoniche, sempre per vari eventi. Trovate tutto nel sito internet al www.duomazzolamusic, scritto music.com. Cioè, invece una situazione palco, quello che sta dicendo lui adesso, nella versione estiva. Ce ne abbiamo 2, una acustica fisarmoniche, voci e via dicendo, e una palco. Mentre lì palco con luci, laser, fumo, tastiere. Cioè, via dicendo, insomma. capito io che dico sempre non fumate, e il duo Mazzola fuma durante tutto l'anno sul palco, vi fanno lo spettacolo completo. E allora, sindaci, assessori che mi state ascoltando, diamoci da fare, non chiamiamo i soliti ragazzini, sì, chiamiamo anche loro, DJ improvvisati, ma ogni tanto facciamo anche bella musica per tutti i gusti, non solo per chi ha 20 anni, ok? Cercate il duo Mazzola, ma adesso mi zittisco perché ci fanno un altro pezzo dal vivo sul volume della radio. Che suonate? Che ore sono? Adesso no, le 11 sono già passate, già quasi. Però siamo ancora nelle 11, quindi le 11 ore. 11 ore. Dai! Le 11 ore sono già suonate, s'avvicina
vicina la mezzanotte. Addio bionda, addio bionda, felice notte. Ce ne andiamo a riposare. Ed il mio cuore me lo diceva di non amarla, senza di te quante cene e ancor più belle. Ed il mio cuore me lo diceva di non amarla, senza di te quante cene e ancor più belle. Ed il mio cuore me lo diceva di non amarla, senza di te quante cene ancor più belle. Ed il mio cuore me lo diceva di non amarla, senza di te quante cene ancor più belle. Mazzola! Fabrizio Daniel Mazzola, signori, la tradizione sotto casa vostra. Il duo Mazzola arriva direttamente sotto casa a creare le più belle atmosfere, il Natale, le nostre tradizioni, ma anche le canzoni delle nostre tradizioni da tramandare ai nostri figli, ai nostri nipoti, soprattutto attraverso l'utilizzo di questo splendido oggetto che è la fisarmonica, che attira molto l'attenzione dei bambini. E questo lo chiedo a voi. Voi fate spettacolo anche in questo, perché suonate una cosa che non è facile trovare in giro, e soprattutto i bambini più piccoli immagino vi guardano con occhi estasiati. Certamente, anche perché non serve corrente. È l'unico strumento al mondo dove puoi suonartela e cantartela senza la corrente, come il pianoforte, ma il pianoforte non si può portare in giro. Questo qua è il più versatile, diciamo. Quindi i ragazzini proprio si avvicinano, e specialmente quando noi ci fermiamo un attimo di suonare, lasciamo la fisarmonica chiusa, c'è il bambino che viene maleducatamente, però glielo concediamo, di venire a toccare i tasti della fisarmonica senza chiederlo. Però dicono: ma non suona, fanno finta. È vero. E invece ho detto: no, suona, guarda. Se io tiro questo mantice, perché serve all'aria, suona. Se la lasci ferma, non suona. Esatto, e aggiungo anche che negli ultimi anni, fortunatamente, c'è stata un po' un'inversione di tendenza, perché io, oltre all'attività da duo, diciamo, insegno anche privatamente a livello pianoforte e fisarmonica, e sempre più ragazzi sono attirati, anche perché io dico sempre, no, se ascoltiamo tante canzoni moderne troviamo la fisarmonica. Faccio l'esempio degli amici che sono proprio della nostra zona, i Pinguini Tattici Nucleari. Noi abbiamo, io conosco diciamo ho potuto conoscere il tastierista che nasce come fisarmonicista. E infatti se chi è andato a vedere il loro concerto a San Siro, come in altri stadi, c'era proprio anche scenografie con la fisarmonica volante, e comunque suonava la fisarmonica. Quindi per far capire che la fisarmonica non è solo lo strumento del folklore, è anche lo strumento del folklore, ma è veramente versatile dalla musica classica fino al pop più moderno. Sta ritornando. Allora, mi state dicendo una cosa molto bella che mi rincuora, perché io sono alle prese ogni giorno, molto spesso anche voi,
con l'intelligenza artificiale che ormai ci comanda, ci aiuta molto spesso, ma anche nella musica io comincio a far fatica anche a controllare che un pezzo che mi viene inviato da un artista sia effettivamente suonato e cantato da lui o che non ci sia dentro l'intelligenza artificiale. 99% dei pezzi che io trasmetto, sappiatelo, è roba genuina e adesso lo sapete, arriverà anche una certificazione apposita che questo lo ufficializzi, perché altrimenti ci Meno pigliano male. per il culo. Qualcuno utilizza l'intelligenza artificiale, me lo dice, se il pezzo merita io lo trasmetto, ci mancherebbe, perché è scritto magari ancora dalla mente umana ma interpretato dall'intelligenza artificiale. Sapere che la fisarmonica è quella vera e non elettronica o robe strane, perché ci sono anche queste Esatto. cose, viene ancora utilizzata nelle canzoni e anzi sta tornando di moda, è una cosa bellissima che appunto ci dà e ci fa ancora avere fiducia nella musica italiana. Stavi dicendo che Daniel, effettivamente stai superando il maestro papà Fabrizio in tanti campi e spiegaci un attimo qual è stata anche la tua evoluzione, perché nel campo musicale non solo fisarmonica, ma tu hai anche un campo sportivo dove non hai ancora superato il maestro Fabrizio, perché lui è un campione, è stato un campione, ce lo devi ricordare Fabrizio, ma ti stai dando molto da fare. Ricordiamo un attimo chi siete, oltre che chiaramente conosciutissimi musicisti. Fabrizio. Allora, io sono stato anche sportivo, ho fatto sempre ciclismo da 10 anni in pratica, e ho corso fino all'anno scorso. Adesso ho smesso perché ho fatto una brutta caduta in volata e mi sono spaccato un po' di ossa. Il mio medico mi ha detto: guarda che è meglio che ti fermi perché se ti rompi ancora così non riesco più a Ogni aggiustarti. tanto li ascoltiamo i dottori, ogni tanto sì. Però diciamo che fino all'anno scorso ho vinto parecchio, diciamo ho vinto 12 volte il campionato italiano, tutti di fila, Grande. e in mezzo anche un campione del mondo, quindi mi ritengo abbastanza soddisfatto. Daniel adesso mi sta seguendo anche in quello e lui ha corso anche lui. Allora, abbiamo io- vinto un regionale in pista insieme, in Sì, coppia. quello è un caso a parte. No, perché allora io ho fatto tutta l'altra fila delle categorie giovanili, quindi io già quando venivo ai tempi qui, io sono sempre stato corridore nelle varie squadre. Poi purtroppo il ciclismo è uno sport che chi lo conosce lo sa che è in crisi, nel senso che la difficoltà nello sport in generale è reclutare ragazzi. La difficoltà di uno sport che ha vissuto i fasti di un passato, ma per regole sbagliate e idee che sono state travisate, si sta spegnendo, e quindi su questa spinta da me corridore, io parlo appena prima del Covid è nata la squadra, ho aperto la mia squadra cercando di portare una nuova idea di ciclismo, visto che purtroppo manca un po' di ricambio generazionale appunto per questo sistema di regolamenti sbagliati, no? E quindi ecco è nato il Team Mazzola, il progetto Giovani Ciclisti Team Mazzola, e siamo diventati a livello social la squadra più seguita in Italia a livello giovanile, con più di 6.000 follower, e questo mese per dire ci hanno guardato più di 90.000 persone, quindi ed è in crescita, quindi è un'ottima cosa sia anche dal punto di vista delle idee. E corriamo nella categoria under 23, quindi è l'ultima categoria prima del professionismo, diciamo. Ha fatto un record perché lui, essendo stato corridore nel 2019, No, 1900 parlo del mio secolo, Non nel invecchiamo. 2019 è stato corridore e direttore sportivo, Esatto, corridore, manager, penso manager del suo team. sono il più giovane d'Italia sicuro, però a livello europeo mondiale siamo lì. Perché han pensato che fosse stato il papà a creare il team, ma in realtà io l'ho veramente sconsigliato, gli ho detto: ma Dani, guarda che ti infili in un cosa che non finisce più, non preoccuparti papà che io so come muovermi, so cosa devo fare. E in effetti ma gli devo dargli ragione perché ha fatto veramente diventare grande il suo team, dove collaboriamo in parecchi e Stiamo crescendo. sta crescendo.
Allora, io sono rimasto senza parole, ragazzi. C'è da una parte la fisarmonica, dall'altro questo team. Cosa bisogna scrivere su internet per trovarti, Daniel? Allora, potete trovarci sia Instagram, soprattutto, ma anche Facebook. Il nome lungo è Progetto Giovani Ciclisti Team Mazzola. Però se cercate Team Mazzola PGC, scritto come Team, vabbè, Team Mazzola PGC, ci trovate in ambito ciclistico. Cioè, capite, ragazzi, non solo musica, ma se avete figli o nipoti anche che si avvicinano allo sport, quello più bello e ancora pulito come vogliono fare questi, è il caso davvero di seguirli. Ed è il caso di andarcene. Accidenti, è già arrivata mezzanotte, no, è mezzogiorno e quindi dobbiamo ringraziare il duo Mazzola. Se ve lo siete perso, lo trovate su Facebook e su YouTube, cercando Radio Libertà, vi riascoltate e vi rivedete la puntata. Appuntamento, certo, guardala lì la foto che mi fa vedere, quella storica, il campione del mondo. Le bandiere di tutto il mondo. Con tutte le bandiere di tutto il mondo, questo è un ricordo bellissimo, ragazzi. Soddisfazioni che t'ho detto, Fabrizio, le hai portate avanti tu e adesso le porta avanti tuo figlio Daniele. Splendida questa cosa. Tutto il mio sapere io gliel'ho tramandato anche nelle arti marziali. Io ho fatto Kung Fu all'epoca, lui adesso invece fa judo. C'è anche quello perché... non finisce più, se andiamo avanti aggiungiamo pezzo a pezzo. E questo è bello, è un imprinting che dovremmo cercare anche noi di lasciare nei nostri figli, nei nostri nipoti. So che molti di voi lo fanno nel nostro piccolo, non siamo così bravi come Fabrizio, ma qualcosina. Grazie ragazzi, buon divertimento, buone calde atmosfere natalizie, buon Natale e soprattutto grazie per questo messaggio importante di tradizione e di cultura che portate in giro per l'Italia. Buon Natale. Grazie, buon Natale a tutti, vi aspettiamo nei nostri concerti che faremo. Grazie. Esatto, grazie a tutti. Grazie, ciao.